O ci danno quello che abbiamo chiesto o io non firmo. Il governatore del Veneto Luca Zaia lancia un messaggio ben chiaro al governo in tema di autonomia, visto che mancano pochi giorni al 15 febbraio quando il governo sarà chiamato ad approvare la bozza. Quanto chiesto, a cui fa riferimento il governatore, altro non sono che le 23 materie che il Veneto vuole, dalla prima all'ultima, altrimenti, come ribadito dallo stesso Zaia anche ieri a Treviso, nessuna firma della regione. E di autonomia il presidente è tornato a parlare stamane al BIT di Milano, tracciando le tappe dell'iter. Necessario prima delle europee. Se sono riuscito a fare un referendum che era ritenuto impossibile, riuscirò anche a portare a casa l'autonomia, spiega Zaia, che non nasconde poi che ci siano però ancora perplessità legate all'iter. C'è qualche ministero che ha un po' di ritrosie, ma li convinceremo. Ma anche molte regioni del sud sono pronte ad opporsi al processo intrapreso da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il comune di Napoli, alla vigilia dell'approvazione della bozza, il 14 febbraio sarà in piazza Montecitorio in una conferenza stampa con il sindaco De Magistris e altri esponenti della maggioranza. Esporremo la nostra preoccupazione e la nostra indignazione rispetto al disegno di legge che porterà alla rottura dell'unità nazionale, all'esaltazione delle disuguaglianze e alla cosiddetta secessione dei ricchi, ha spiegato il primo cittadino napoletano, perplessità alle quali il presidente del Veneto replica così. Se è vero che le cose vanno male in alcune regioni del sud in questo momento, allora è altrettanto vero che non è colpa dell'autonomia perché non ce l'abbiamo. La verità è che al sud autonomia vuol dire responsabilità, porteremo sotto i riflettori il popolo che vuole crescere e non magari qualche componente di classe dirigente che fino ad oggi ha sfruttato e ha approfittato di questa situazione. Spero che tutte le regioni chiedano l'autonomia. Faccio appello perché tutte le regioni, soprattutto dal sud, chiedano l'autonomia. Sulla discussione interviene anche il premier Giuseppe Conte. Anche se rinforzeremo l'autonomia di alcune regioni, dice, lo faremo in modo ragionevole e razionale per preservare la coesione nazionale di cui sono garante e non sottrarremo nulla al sud. Conte ha poi rassicurato che l'alleanza dell'esecutivo è sempre forte nonostante il risultato delle elezioni in Abruzzo che hanno visto la vittoria del centrodestra, un Movimento 5 Stelle che ha perso consensi rispetto alla precedente tornata elettorale e una Lega primo partito con il 27,5%. È una vittoria personale, diciamolo fino in fondo, di Matteo Salvini che ci ha creduto, ci ha messo impegno e è arrivato all'obiettivo.